Siamo con Fabrizio, casaro della cooperativa di Ponte di Barbarano. Quali sono gli aspetti importanti, qualitativi di riferimento per creare un buon prodotto? Assolutamente la materia prima non si mette in discussione, bisogna lavorare bene nelle aziende, insieme siamo come un'equipe, una squadra, con il veterinario, l'alimentarista, il responsabile della qualità. E anche mi confronto tutti i giorni col presidente stesso e anche col vicepresidente per le sensazioni che sento, e loro, essendo anche allevatori, mi suggeriscono, perché avendo le aziende praticamente lavorano nel campo, sicché quello che loro vedono nelle aziende io lo vedo dopo qua nella struttura, insomma. Siamo con il neopresidente Angelo Marcolin, un grande afflusso sin dalle prime ore oggi. Sì, diremmo che la giornata ci sta anche un po' aiutando, visto anche le temperature che ci sono. Comunque ne siamo contenti, vediamo che c'è parecchio movimento e siamo a ridosso di mezzogiorno, vediamo che c'è ancora parecchia affluenza. Ecco, e diremmo anche oggi e quest'anno stiamo tenendo un caseificio aperto per dare dimostrazione di quello che facciamo, di quello che vogliamo essere e di quello che faremo anche in futuro. Quali sono gli obiettivi che volete raggiungere per il prossimo anno? Diremmo sono degli obiettivi che sono anche programmati, voglio dire, già da tempo, perché andare a lavorare in un discorso burocratico ci sono sempre dei tempi lunghi. Comunque la programmazione è quella di rinnovare il nostro caseificio, di dare sempre più spazio e di essere sempre più visibile all'interno di quest'area berica che merita che un caseificio ci sia, insomma. Qual è il rapporto tra il caseificio e i produttori soci delle materie prime? Il rapporto è che questa è una cooperativa, cioè un'azienda in cui ogni socio è un proprietario, viene amministrata dal consiglio di amministrazione. Il rapporto è che noi fidelizziamo il socio, cioè il prodotto primario che è il latte, che noi qua dopo trasformiamo con diretto contatto da un nostro staff di dottori e anche amministrativi. Andiamo a monitorare la produzione giornalmente con una serie di analisi per avere un prodotto idoneo e adatto per la trasformazione del grano padano. Il nostro staff è formato dal nostro casaro, i chimici e un dottore che è in campo direttamente a contatto con le aziende. Assieme a questo abbiamo anche l'ARAV che ci supporta come ente, che è un'associazione regionale allevatori che ci supporta sia nel senso in campo con gli allevatori ma anche con il laboratorio analisi, proprio per riuscire a tracciare il prodotto da quando noi iniziamo a produrlo, anzi direttamente anche dall'alimentazione, perché siamo una cooperativa un po' anomala. Noi abbiamo il nostro impianto di mangimificio che creiamo il prodotto, il mangime, l'alimentazione per l'animale, per la mucca, che dopo ci dà il latte e dopo noi lo trasformiamo, quindi riusciamo a chiudere il cerchio. Stiamo vedendo alcuni dei formaggi di vostra produzione. Sì, allora qua vediamo che ci sono le cacciotte che sono di 4 tipologie, le cacciotte tradizionali, quelle erborinate, quelle al tartufo e quelle al peperoncino. Dopo, venendo di qua, abbiamo il nostro mascarpone che è sempre più apprezzato anche dai nostri ristoratori della zona, perché diremo il tiramisù arriva in un batter d'occhio, diremo. Dopo abbiamo la robiola, il capriccio del casaro, che sono altri formaggi spalmabili. E dopo abbiamo anche di nostra produzione, diremmo, questo formaggio erborinato che è nato, diremmo, 2 anni fa, che con una stagionatura di 60 giorni, che è il gorgonzola che si chiama Barba Blu. Appunto Barba Blu perché barbarano e blu perché diremo ha queste rigature che sono all'interno di muffe particolari, però che dà quel sapore e quella freschezza. Abbiamo anche altre tipologie formaggi di altri caseifici e di montagna e di malga.
quindi anche per dare, diremo, sempre di più anche al consumatore le diverse volontà che hanno. E dopo abbiamo anche un altro nostro formaggio un po' storico, che è il formaggio in Monteberico, che è un similare, si avvicina moltissimo all'Asiago, però ha anche, diremo, una tipologia e una forma un po' più grossa, voglio dire, e che dà una particolarità di fermentazione all'interno, diremmo, che dà un sapore un po' diverso, ecco.